Erano passate da poco le 13 quando due operai di una ditta di manutenzione stradale sono stati centrati in pieno da un furgone lungo l'autostrada A31. Bilancio pesantissimo, un italiano di circa 60 anni è morto praticamente sul colpo. Il collega in fin di vita è stato elitrasportato all'ospedale San Bortolo di Vicenza in condizioni disperate. I due lavoratori stavano completando gli interventi previsti, colpiti sembra mentre rimuovevano gli ultimi cartelli stradali, mentre li caricavano sul loro mezzo aziendale. In prossimità del casello di Noventa Vicentina direzione nord, questo furgone che li ha investiti sul fianco si è fermato ad un centinaio di metri dal luogo dell'impatto. L'autista, che stava rientrando a casa dopo le ultime consegne, è sotto shock, finito anch'esso all'ospedale, come ci conferma il suo titolare, sopraggiunto subito dopo. Stava piangendo e basta, per cui io sono corso qui subito. Non ho idea, non so ancora che cosa sia successo, non mi hanno detto niente e basta. Adesso dov'è? All'ospedale, ma non so nient'altro. Era sotto shock ovviamente. Sì, molto. Se mi dicono che posso andare, vado subito all'ospedale a vedere come sta. Sulla dinamica dell'incidente, oltre agli agenti della polizia stradale, sono intervenuti anche i tecnici dello Spisal per verificare il rispetto delle norme di sicurezza con cui i due lavoratori stavano operando. In attesa dell'autorizzazione per la rimozione del corpo dell'uomo, che sembra fosse in procinto di andare in pensione, l'autostrada in direzione Piovene Rocchetti è rimasta chiusa per alcune ore, presidiata dagli ausiliari del traffico.